Torniamo adesso alla notizia con cui abbiamo aperto il nostro giornale, cioè con i temi della crisi di chi ha perso il lavoro. In questo quadro desolante ci sono però anche segnali positivi. A Portogruaro, per esempio, è stato inaugurato il quinto stabilimento veneto del gruppo Maschio Gaspardo. Fa tappa a Portogruaro il viaggio nelle realtà produttive venete del Ministro dello Sviluppo Economico. Accanto al casello autostradale è stato inaugurato il nuovo stabilimento del gruppo Maschio Gaspardo, multinazionale leader nella produzione di attrezzature agricole per la lavorazione del terreno, per la semina e la manutenzione del verde, fresatrici, falciatrici, atomizzatori, seminatrici. Macchine da 36 metri, 40 metri, grandi dimensioni. Oggi siamo contenti di festeggiare perché abbiamo completato le gambe ai nostri prodotti. 10 stabilimenti in Italia, 5 dei quali in Veneto, altri 3 in Romania, Cina e India. E in ottobre aprirà un nuovo stabilimento negli Stati Uniti. 10 le filiali commerciali sparse in tutto il mondo. Un gruppo che conta 1.300 dipendenti, 50.000 macchine prodotte e vendute nel 2012, 235 milioni di fatturato. A Portogruaro si parte con 60 dipendenti. La velocità con cui questa azienda familiare è riuscita a mettere a posto questo stabilimento e assumere 60 persone oggi con una proiezione a 200 non può che essere vista come una grande opportunità in un ambiente dove le aziende spesso sono in crisi. La presenza del Ministro, io credo, vista la sua esperienza di sindaco, pertanto abituato ad entrare nel concreto, possa effettivamente costituire anche una futura risposta su quelli che sono problemi che sono stati trattati più come slogan ad oggi, perché non possiamo dire che i nostri imprenditori sono stati sufficientemente aiutati ed incoraggiati ad aprire aziende nel nostro territorio.